Giuliana Perilli, allenatrice del team Rovigo femminile, un esordio difficile, per non dire proibitivo, contro Venezia, 3-0, ma che partita è stata, Giuliana? Per noi sapevamo sin dall'inizio che non sarebbe stato facile, anzi è stata una conferma, diciamo. D'altra parte loro sappiamo che sono fortissime, noi abbiamo tanti problemi, insomma, la ricezione è stata quella, il bagger in generale, la ricezione in difesa è quello che ci ha penalizzato di più. In alcuni momenti è sembrato, quando siamo riusciti a fare bene, bene il bagger anche da giocare, ma insomma loro erano superiori a noi in tutto, battuta, difesa, attacco, non c'era storia, diciamo così. Io spero che questo sia servito alle ragazze per confrontarsi, capire che loro sono ancora molto indietro e dove possono arrivare, nonostante le altre abbiano la loro età, per cui insomma penso che gli serve per crescere, ecco, per crescere sia tecnicamente sia dal punto di vista sportivo proprio. Adesso 2 partite contro Padova e Belluno, cosa... Anche lì non si sa, ecco, perché Belluno ultimamente una volta era come noi, una provincia povera pallavolisticamente parlando, mentre invece adesso, questi ultimi anni, Belluno sta lavorando bene, per cui non so cosa dire, mi auguro per loro che stiano ancora lavorando bene, però per noi speriamo che, ecco, e Padova non si sa, perché Padova tutti gli anni parte come una delle favorite e poi invece bisogna giocare. Speriamo di riuscire a giocare meglio di quanto abbiamo fatto stamattina. Ok, sono passate quasi 24 ore dal vostro arrivo qui a Vicenza, a Torre di Quartesolo, per le Kinderiadi, come vi state trovando comunque? Va bene, l'alloggio dove siamo è insomma, tranquillo, buono, nonostante siamo in tanti appunto, ma devo dire bene, cioè, è tutto organizzato molto bene, sia fa la tenda dove pensavo magari che ci fosse qualche difficoltà, invece è stato benissimo. Insomma, bene, devo dire che le ragazze si sono trovate bene, anche se siamo in giro fuori tranquillo, mi sembra tutto fine. Allora in bocca al lupo a Rovigo e a Giuliana Perilli. Grazie, crepi il lupo.